E rieccoci insieme. Allora, come avevo preannunciato, questa volta la puntata è un po' diversa, ovvero inizia diversamente, poi prosegue con le varie interviste, i vari approfondimenti nei vari ambiti, ma in considerazione della situazione io volevo già entrare in una fase 2 virtuale, visto che concretamente abbiamo avuto un po' di delusione perché non è che ci si possa muovere, ci si potrà muovere poi così tanto come si auspicava. Detto questo, andiamo a scoprire degli angoli della nostra regione, delle nostre città, con la lente di ingrandimento sempre più facciamo il fuoco e lo facciamo con un'esperta del settore che anche lei adesso ridotta a casa propria, quindi da remoto, ci consentirà di visitare ugualmente alcune bellezze architettoniche e artistiche. E allora siamo collegati con Martina Pilota, dottoressa guida turistica, grazie di essere qui con noi, virtualmente naturalmente, buona serata, che ha un'esperienza nel settore con tante persone che accompagna normalmente nelle varie città a fare delle visite con dei bei gruppi e adesso da un po' di tempo i gruppi non li vede ma dovrà tenere il nostro gruppo virtuale perché noi abbiamo tanto desiderio di rivedere angoli delle nostre città. E allora le avevo detto, che cosa vuole farci vedere in questa puntata? Cercheremo di tenere un po' questa nuova consuetudine in modo da farci sognare ad occhi aperti. Ecco, allora, grazie della presentazione. Proprio anche in previsione delle aperture, non aperture che ci sarebbero state, ho pensato di parlarvi di uno spazio aperto nella mia città, ossia Padova. Vi parlerò oggi di Prato della Valle, che permette anche grazie un po' allo studio e al racconto che le stesse statue che decorano la piazza ci raccontano, per parlare anche di Padova. E lo farò in smart working come stanno facendo la maggior parte di noi lavoratori. Comincio allora con il PowerPoint, insomma usiamo un po' tutti i mezzi che possiamo utilizzare. Ecco, è una maniera insolita anche per me perché insomma sono abituata a lavorare vedendo comunque anche la bellezza stessa mi fa da ispiratrice, bellezza che comunque riscopriremo anche nelle immagini che fortunatamente, per fortuna possiamo trovare. Quindi Prato della Valle. Siamo a Padova, una collezione di statue parlanti. La forma di questa piazza è una forma molto particolare, la vediamo in questa immagine aerea. È una forma a trapezio, è una piazza estremamente grande e al suo interno ha uno spazio erboso di forma ellittica con una canaletta di acqua che proviene dal vicino fiume Bacchiglione e dal canale Alicorno. La piazza non ha sempre avuto questo aspetto. Naturalmente non ho delle foto della piazza medievale, della Padova del tempo medievale, però nel periodo medievale questo era uno spazio molto più ampio, adibito a varie funzioni, tra cui anche i mercati. E nel Medioevo era un termine che si utilizzava proprio per definire questi spazi. Valle perché era una zona concava, quindi soggetta anche al ristagno delle acque, era una zona paludosa, ecco l'origine del nome Prato della Valle. Come vi dicevo, vi si tenevano mercati, ma anche sagre, come quella ad esempio di due tra i santi patroni di Padova, ossia Prosdocimo e Giustina, che trovate proprio, le cui salme riposano all'interno della Basilica di Santa Giustina che troviamo proprio vicino a Prato della Valle. Poi vi si tenevano anche giochi, pubblici raduni, oltre a una famosissima fiera che si tiene ancora oggi, la Fiera di Sant'Antonio, il 13 giugno, il giorno della morte del grande santo, originario di Lisbona, ma morto a Padova il 13 giugno 1231. Ed eccola qua, la Basilica di Sant'Antonio. Vi la mostro perché sono tutte realtà che si vedono dal Prato della Valle. Diciamo la zona di cui oggi vi parlerò e da cui prenderò però anche spunto per parlare di altre realtà della città di Padova. Vi chiederete forse alla fine del nostro percorso perché tra le statue che decorano Prato della Valle non ci siano dei santi. I santi sono all'interno delle chiese, un luogo più adatto per la loro venerazione. Ecco quindi spiegato questa mancanza particolare di figure rappresentate nella Prato della Valle. Parliamo, adesso vi mostro un'altra statua che come vediamo non si trova all'interno di Prato della Valle ma davanti alla Basilica di cui vi ho appena parlato. Perché? Perché il Prato della Valle, come lo vediamo noi oggi, si trasforma solo a partire dal Settecento, quando il cosiddetto paradiso delle ranocchie diventa la piazza delle statue che vediamo oggi. Chi è che lo chiamò il paradiso delle ranocchie? Fu Donatello. Ecco il perché mi soffermo su questa statua.
è la statua del gatto a melata, la prima statua equestre fusa in bronzo dopo il Marco Aurelio a Roma. Visto che siamo vicini al Prato della Valle, facciamo anche un salto poi da queste parti. Anche Donatello è una delle figure non rappresentate tra le 78 statue che decorano oggi la piazza che adesso sto per descrivervi. Eh sì, è nel Settecento, siamo sotto la dominazione veneziana. Padova era sotto il Leone, sotto la Serenissima, ed è in questo periodo che Andrea Memmo, un patrizio veneziano, decise di far riqualificare questa parte di Padova. Decise quindi per il suo risanamento e fece affidamento a un architetto, professore dell'Università di Padova, Domenico Cerato. Ed ecco la piazza come si presenta oggi. Un tempo non erano 78 le statue, erano 80. Alcune raffigurano personaggi più conosciuti, altri meno, e ci parlano della Padova dalle origini al Settecento. Sono statue parlanti. Sotto ogni statua c'è il nome del personaggio rappresentato. Ma io consiglio sempre di guardarle le statue senza leggere di chi si tratta, perché comunque dalle movenze, dall'abbigliamento, alle volte è facile riconoscerli, alle volte è un po' più complicato. Però insomma, in tal caso possiamo leggere di chi si tratta. E tanti sono i personaggi rappresentati. Ci sono condottieri, oppositori politici, ci sono letterati, scienziati, artisti, docenti universitari. Cominciamo a farci raccontare da alcune di queste statue la storia di Padova. Ma attenzione, se decidete, se potete farlo anche a breve per i padovani, di recarvi in Prato della Valle e seguire un po' il mio percorso, ve lo dico già da subito. Alla fine sarete sudati, perché vi faccio correre da una parte all'altra della piazza. E ora cominciamo. Cominciamo con la prima figura, Antenore. Antenore era un eroe troiano che dopo la distruzione della città risalì il mare Adriatico e il Medoacus, il fiume Medoacus, forse l'antico Brenta, per trovare qui all'interno di un'ansa del fiume, quindi in un luogo protetto ai 3 lati dall'acqua, il luogo ideale per la fondazione di una città. Ecco come nasce Padova. È lo stesso Virgilio nella sua Eneide che ce lo narra. Qui pose la città di Padova e la sede. E poi dice un'altra cosa importante. Ora riposa composto in placida pace. Sì, questo voleva dire che Antenore, leggendario fondatore di Padova, era sepolto anche a Padova. Però è solo nel 200, e quando parlo di 200 parlo di quel secolo che va dal 1200 al 1300, che si scopre nelle vicinanze della chiesa di San Lorenzo, oggi distrutta, una cassa. È una cassa che custodisce i resti di un soldato che viene subito riconosciuto come Antenore, fondatore di Padova. Abbiamo trovato la tomba. Dissero gli uomini di cultura del tempo, il 200 a Padova era una città di grande cultura, era stata fondata l'università nel 1222, l'Università del Bo, di cui parleremo comunque anche dopo. Questa salma venne poi introdotta all'interno di un sarcofago che ancora oggi si vede, la famosa tomba di Antenore. Per i padovani siamo vicini alla libreria Feltrinelli, siamo proprio vicini al centro. Ecco, oggi abbiamo scoperto che i resti all'interno di questo sarcofago appartengono a un personaggio vissuto nel III secolo d.C. Se consideriamo che Antenore arrivò qui nel 1185 a.C., abbiamo un po' un range di tempo e di errore. Ad ogni modo possiamo immaginare l'orgoglio e la gioia dei padovani quando ebbero la conferma che la loro città era stata fondata da un eroe troiano. A proposito di Antenore, c'è un altro personaggio che ne parla però in maniera più blanda. Eccolo qua, Tito Livio, anche lui padovano. Nasce nel 59 a.C. e la Padova del tempo di Tito Livio è una Padova estremamente ricca e potente. Pensate, è la terza città più ricca dopo Roma e Cadice, si dice. È una città di commerci, di traffici, di passaggio di persone, ed era una città anche di grandi divertimenti, perché fu proprio in questo tempo che vennero costruite 2 grandi realtà per divertire il pubblico. Vedete, sulla sinistra il teatro, e visto che forse abbiamo un po' iniziato a capire come sono posizionate le statue, capiamo che questa è proprio la canaletta di Prato della Valle.
Infatti, le fondazioni, le fondamenta del teatro romano a Zairo si vedono solo quando la canaleta viene ripulita. Quindi da una parte avevamo il teatro, dall'altra parte della città invece l'arena. Ed eccola qua sulla destra. Per chi conosce Padova, o magari anche chi un po' si intende d'arte, o non solo, forse avrete sentito parlare della Cappella degli Scrovegni, con affreschi di Giotto. Eccola qua, nella foto di destra. Questa famosa cappella, affrescata da questo grande artista dell'inizio del Trecento, è chiamata anche Cappella dell'Arena. Era infatti costruita lungo la parte interna dell'arena dalla sabbia arenaria, era qui che i gladiatori combattevano. Ed ecco quindi l'arena e il teatro nelle parti esterne della città, non nella parte interna all'Ansa. E certo, pensiamo alle migliaia di persone che si recavano a questi spettacoli. E bisognava evitare i bagni di folla magari sovraeccitata all'interno della città. Ed ecco che continuiamo con il nostro percorso e grazie alle statue riuscirò a fare un percorso cronologico che ci racconta anche una parte della storia di questa meravigliosa città, la città di Padova. Ed eccoci nel 200, che vi dicevo essere già un secolo così importante anche a livello culturale, Pietro d'Abano, e mi inchino davanti alla sua persona, davanti a questo sommo filosofo, medico, astronomo, stregone. In un tempo in cui l'influenza degli astri governava ogni aspetto della vita. Sì, Pietro d'Abano, come dice il nome stesso, era nato ad Abano Terme, quindi un comune termale a pochi chilometri da Padova. Nel 1250 insegnò alla Sorbona a Parigi e all'Università di Padova. Indagò con la ragione il cosmo e i miracoli, affermando che la natura guariva e produceva le cure efficaci per le malattie, togliendo quindi un grande potere a quello che era una mentalità comune, basata anche su superstizioni. Sarà uno dei primi ad aggiungere una parte pratica alla medicina e all'astronomia. Padova, vi dicevo, essere in questo periodo estremamente importante anche a livello culturale, ed era un libero comune, era una città ricca di grandi possibilità. Il suo pensiero però, nonostante l'apertura anche culturale su certi aspetti della città, lo portò ad essere condannato, pensate, per stregoneria. Morì in carcere prima che la condanna venisse effettuata. Il corpo venne poi riesumato e bruciato, insieme ai manoscritti, i suoi preziosi manoscritti. Per fortuna però l'Università di Padova ha continuato con la sua tradizione per culminare con una rivoluzione scientifica che ci porterà a parlare di Galileo Galilei, che conosceremo grazie anche ai personaggi rappresentati qui in Prato della Valle. Pietro d'Abano poi fu probabilmente colui che definì il complesso progetto iconografico, quindi definì quello che doveva essere rappresentato all'interno del Palazzo della Ragione, nel famoso salone. Siamo sempre a Padova. Ecco, qui Giotto raffigurò i pianeti, i mesi, i segni zodiacali, in una realtà talmente tanto variegata, e ci presenta tutto questo anche. Oggi noi non lo possiamo più vedere perché gli affreschi che noi oggi vediamo sono delle copie. Nel 1420 un incendio distrusse tutto il lavoro di Galileo e quello che vediamo appunto fu una copia successiva. Vi ho parlato di Giotto, ve ne ho parlato già 2 volte. Se cerchiamo la statua di Giotto all'interno delle statue rappresentate in Prato della Valle non lo troveremo. Non è una scelta, chi è che sceglie? Sono i committenti, quindi coloro che pagano le statue a scegliere chi venga o meno rappresentato. E ora però vi mostro un'immagine un po' vecchia di Prato della Valle, nello cui sfondo si vede un palazzo dall'architettura un po' particolare. È la Loggia Mulea, è un palazzo ottocentesco. E sotto la Loggia Mulea vi sono 2 statue. Sì, la non presenza di Giotto all'interno del Prato della Valle, un personaggio così conosciuto, così importante per la storia padovana, doveva essere rappresentato. Ed ecco che viene posto lì sotto all'arco, sulla destra, insieme a un altro personaggio, la cui presenza a Padova non è così certa, ossia Dante. E con loro siamo nel 300, ed ecco che in Prato della Valle ci racconta il suo tempo Francesco Petrarca. Ecco, vi dicevo prima che guardandoli un po' si può capire il periodo storico in cui i personaggi rappresentati hanno vissuto.
l'abito, la corona d'alloro, già ti permette di riconoscerlo come il grande poeta Francesco Petrarca. Siamo in un Trecento in cui Padova diventa una signoria. I signori di Padova sono i Carraresi. Francesco da Carrara è grande amico di Padova, di Francesco Petrarca. E sarà lui a regalargli un appezzamento di terreno e una piccola casa in un luogo ameno, non lontano da Padova, tranquillo, però appunto non troppo distante. Ed è il posto dove Francesco Petrarca visse gli ultimi 5 anni della sua vita. Parlo di Arquà Petrarca, dove il poeta venne anche sepolto. La tomba di Francesco Petrarca riprende nelle forme la tomba che abbiamo visto prima, di Antenore, il leggendario fondatore di Padova. Padova adesso ci porterà, la prossima statua ci porterà nel 400. La situazione cambia. Padova non è più una signoria, i Carraresi sono stati sconfitti. Padova è sotto la dominazione veneziana. Siamo nel 400 e questo personaggio che qui viene rappresentato è Andrea Mantegna. Andrea, nonostante la sottomissione a Venezia, Padova è una città in cui l'arte e la cultura continuano a fiorire, forse non solo, nonostante, ma forse grazie anche al dominio veneziano. Andrea Mantegna è un personaggio particolare, viene qui raffigurato nella forma e nella nudità un po' classica. Sì, lui fu uno dei primi artisti a portare nella pittura padovana la prospettiva e la cultura, l'architettura classica. Me lo immagino giovincello nella bottega del suo maestro, Squarcione. La sua bottega era qui vicino, poco distante, vicino a Pontecorvo. Lo immagino girare in quel caotico disordine di oggetti antichi che si dice avesse caratterizzato la bottega del suo maestro. Ecco, lo immagino poi anche correre verso la Basilica del Santo, dove lavorava Donatello. Abbiamo visto prima la statua del Gattamelata, del condottiero, la prima statua equestre fu in bronzo dopo il Marco Aurelio. Di tutti i personaggi che convivono nello stesso periodo storico, nella stessa realtà cittadina. Il nostro Andrea Mantegna lascia anche un'opera giovanile, tra le altre cose, a Padova, un'opera bellissima, fondamentale, la Cappella Ovetari. Siamo all'interno della chiesa degli Eremitani, vicino alla Cappella degli Scrovegni. Se potete, andate anche a vedere la Cappella Ovetari. La Cappella Ovetari però non è più come era la cappella dove aveva lavorato tra gli altri anche Andrea Mantegna. Perché l'11 marzo del 1944 una bomba centrò in pieno la chiesa degli Eremitani, che venne completamente distrutta. E in parte gli affreschi sono stati ricostruiti con i microframmenti che hanno ritrovato per terra in un lavoro di restauro veramente incredibile. Un'altra parte poi degli affreschi sono stati conservati perché al tempo erano considerati in un tale stato di conservazione che erano stati strappati, quindi non erano in loco. Pensate, la distruzione della Cappella Ovetari per gli affreschi del Mantegna, del 17enne Mantegna, è considerato uno dei più gravi danni all'arte italiana avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. E adesso saltiamo un lungo periodo storico perché arriviamo al 600 e agli scienziati curiosi. Vedete, le movenze, gli atteggiamenti di quest'estate sono fantastici, è bello proprio soffermarsi a bocca aperta e cercare di capire che cosa sta facendo quest'uomo. Ve ne ho già accennato prima, l'ho già nominato. Vedete l'abbigliamento, ma soprattutto la posizione strana. Sta guardando verso l'alto, non si sta misurando. Chi è quest'uomo? Guardate anche gli attrezzi che porta. Quest'uomo è Galileo Galilei. Galileo Galilei, che visse, era un toscano, più precisamente pisano, padre della scienza moderna, curioso, innovativo, famoso per la sua frase «dietro ogni problema c'è una soluzione». E dal 1592 al 1610 insegnò matematica a Padova per 18 anni. I 18 anni migliori di tutta la mia età, disse Galileo Galilei. Nel 1609 si costruì un cannocchiale ed iniziò ad osservare dal giardino di casa sua, che è qui vicino, perché la casa di Galileo Galilei si trova nell'attuale via Galileo Galilei, vicino al Santo. Ecco, dal giardino di casa sua iniziò con questo cannocchiale, questo strumento così utile per vedere meglio gli astri, iniziò ad osservare le stelle.
iniziò a osservare la luna e a scoprirne il vero volto che si svela tra le altre nelle opere Siderius Nuncius. E poi in un'altra notte, immaginiamoci, non c'era l'inquinamento luminoso, le stelle come si vedevano al tempo, insomma erano una cosa incredibile. E nella notte tra il 1609 e il 1610 scoprì 4 satelliti ruotanti intorno a Giove, ma se questi satelliti ruotavano intorno a Giove, allora era possibile che la Luna ruotasse intorno alla Terra e la Terra intorno al Sole. Le teorie copernicane trovano una dimostrazione. Inizia un nuovo modo di fare scienza basato sull'osservazione empirica, su quello che si può realmente vedere, una vera e propria rivoluzione culturale, che trovò le sue radici proprio nell'attività di quel personaggio che abbiamo visto prima, Pietro D'Abano. Vorrei parlare anche della passione per la musica di Galileo Galilei, ereditata dal padre Vincenzo. Questo è un tema interessante. Io le interrompo un attimo perché noi abbiamo la pubblicità. Allora, per completare le statue e parlare della passione della musica, proprio per dare qualche minuto di completezza, dobbiamo interromperci un attimo, quindi ritorniamo tra pochissimo, resti con noi.